Mi chiamo Renata De Battista e la tecnica che uso è olio su tela. È la mia prima esperienza a Woman Art Expo e le due opere che ho presentato, una si chiama L'Io danzante e una Resilienza. Per quanto riguarda L'Io danzante, tutte e due le opere e tutti i miei quadri generalmente nascono da immagini che io vedo e che creano in me un'emozione e magari recupero quei vissuti che mi hanno creato quella stessa emozione. Per esempio L'Io danzante rappresenta la ballerina e è quello che io ho sempre sognato da piccola. Da piccola io già all'età di 4-5 anni guardavo le ballerine, però non ha solo questo significato. Per me la danza è come un'altra forma artistica e è un talento, è un dono che ti viene dato. Infatti non a caso diciamo c'è questa luce che scende e che è una forma di preghiera per me, di preghiera non religiosa, una preghiera all'universo. Come tutti i talenti che noi abbiamo dobbiamo essere grati e in questa immagine mi ha colpito molto perché la ballerina è in preghiera e che si muove danza fra la realtà e il sogno, che è quello che io ho vissuto. L'altra opera invece è Resilienza. L'altra opera è Resilienza e questa è un'opera a cui tengo particolarmente perché ritengo che mi determina delle emozioni, anche mentre dipingevo, che rappresentano tutta la forza che ha una donna, che supera tutte quelle che sono le difficoltà, anche attuali, perché non è che la donna in questo contesto sia molto agevolata, sia nell'ambito del lavoro che dell'arte, che in tutte le attività. E questa donna con questo sguardo si vede che ha sofferto, ma nonostante ciò ha acquisito una forza che si riesce ad acquisire solamente attraverso la sofferenza. E questo penso si veda dallo sguardo, che comunque è sempre ricco di speranza. Una donna alla resilienza vuol dire la capacità, secondo me, di rinascere dopo una sconfitta, dopo una difficoltà, magari più forte di prima.